Buongiorno a tutti, sono Francesca Posocco, uno dei soci di ABS Group e vi do il benvenuto a nome di tutta l'azienda nella nostra sede. Siamo felici di ospitarvi qui oggi per presentare la pubblicazione del libro Marinotti, l'evoluzione del tessuto. È un progetto che ci sta molto a cuore e che abbiamo curato in collaborazione con l'Associazione Amici di Vittorio Veneto e con il patrocinio della città di Vittorio Veneto. Non è un caso che siamo qui proprio oggi. Abbiamo scelto questa giornata, il 5 giugno, perché esattamente 130 anni fa nasceva a Vittorio Veneto Franco Marinotti. È una figura di indubbia importanza sociale ed economica, non solo per la nostra città, ma per tutta l'Italia, direi. È stato un imprenditore, un mecenate, un artista, sicuramente anche un grande innovatore, che dalla fine degli anni '20 ha guidato la SNIA, che all'epoca era un colosso in Italia nella produzione dei tessuti artificiali e aveva proprio qui una delle sue sedi, in questi spazi in cui oggi andiamo a presentare questo libro e che attualmente sono occupati dalle 3 aziende del nostro gruppo, ABS Group, Absolutex e Cora Comunicazione. Che dire, questi spazi ci sono piaciuti subito, portano con sé un grande fascino di architettura industriale, sono luminosi, sono inseriti nel tessuto cittadino e sono vicini al fiume Meschio dove in passato si sono viste nascere grandi industrie. Per noi acquisire questi spazi qualche anno fa e scegliere di stare qui anziché in zona industriale è sicuramente un grande valore aggiunto, sia per noi che per tutti i nostri dipendenti. Per questo ringrazio a nome di tutti mio papà, Giancarlo Posocco, per aver immaginato, pensato e voluto questi spazi come nostra sede produttiva e come nostri uffici e per aver seguito minuto dopo minuto la ristrutturazione e il recupero in questi anni. È chiaro che oltre che funzionale questa scelta ha avuto anche un'importanza simbolica, come si faceva nella storica azienda di Marinotti, anche se ovviamente con finalità e con mercati differenti, ancora oggi continuiamo a lavorare il tessuto, perché ABS Group è proprio specializzata nella stampa su tessuto per allestimenti e per la comunicazione visiva. Qui dietro ne avete anche un esempio. Ecco perché il titolo del libro è proprio Marinotti, l'evoluzione del tessuto. Con questo titolo volevamo sottolineare questo fil rouge tra il passato e il presente. La parte principale di questo libro raccoglie gli atti di un convegno su Franco Marinotti che è stato curato nel 2009 dall'Associazione Culturale Amici di Vittorio Veneto, che ringrazio, in particolare nella persona della Presidente, Maria Grazia Gottardi, per averci coinvolto nel portare a compimento questo importante lavoro. Ringrazio poi Nicolò Dal Moro che ci ha messo a disposizione un saggio tratto dalla sua tesi di laurea e che va ad arricchire ulteriormente questa pubblicazione. Infine ringrazio tutti i partecipanti e tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ringrazio il sindaco del Comune di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che è qui oggi, che poi ci darà un saluto. Daniele Ceschin dell'Università di Ca' Foscari, che purtroppo oggi non è potuto essere presente perché ha scrutini. Roberto Duz, già sindaco del Comune di Tor Viscosa. L'architetto Mario Darè, presidente dell'Associazione Veneto Arte. E l'avvocato Bruno Barel, professore e giurista europeo. Ringrazio anche la Tenda TV che registra e trasmetterà poi questa presentazione. Infine un ringraziamento particolare a Ugo Polesel, giornalista ma soprattutto amico, per il suo prezioso contributo e supporto in tutte le fasi della stesura del libro e per aver accettato di condurre questo incontro. Ora gli lascio la parola. Grazie a tutti. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Come ha detto lei, ci troviamo qui oggi a celebrare e ricordare 2 eventi, la nascita di Franco Marinotti e poi anche alla presentazione di questo libro che raccoglie gli atti del convegno, ma non solo, perché poi, come ha spiegato Francesca, raccoglie anche altre cose, c'è una parte che riguarda anche, oltre Marinotti, anche la ristrutturazione di questo
di questo edificio che conserva la struttura di quello che era il vecchio stabilimento voluto da Franco Marinotti, ma che ovviamente poi nelle viscere è molto cambiato e da un punto di vista tecnologico ovviamente è adeguato a quelle che sono le necessità odierne. Però tuttavia, poi avrete modo magari di visitarlo, potrete vedere ancora lo spirito di quei tempi, vedere come si immaginava in quegli anni, prima della Seconda Guerra Mondiale, un grande stabilimento come era questo. Come ha detto Francesca, nel 2009 il convegno fu fatto sul caso Marinotti, perché Marinotti effettivamente fu un caso da molti punti di vista. È un personaggio, come ha detto lei, un innovatore, un personaggio eclettico, che non aveva interessi solo da un punto di vista economico, non aveva una visione soprattutto da un punto di vista economico. Poi Dalmoro ci parlerà proprio di questo aspetto, appunto, della sua visione economica, ma era un uomo a tutto tondo con interessi artistici. Ho scoperto tra l'altro oggi dall'architetto D'Area addirittura era un poeta, ma non solo era un poeta, faceva poi poesia in lingua francese. Io mi chiedo veramente che mente doveva avere quest'uomo, che parlava moltissime lingue, d'accordo, ma riuscire anche a esprimersi in una lingua straniera in termini poetici è davvero una cosa impressionante, che però dà l'idea della cifra di quest'uomo, che veramente rappresentava un'eccellenza da molti punti di vista. Un'eccellenza che venne anche riconosciuta, pochi lo sanno, ma Marinotti al termine della guerra dialogò con gli alleati sul futuro dell'Italia. Furono gli alleati a chiamarlo, riconoscendolo come uno degli imprenditori leader del mondo economico italiano. Quindi quando si trattò di delineare come sarebbe stata l'Italia del dopoguerra, americani e inglesi chiamarono lui accanto ad Agnelli e Pirelli. Questo tanto per dare un'idea delle dimensioni di quest'uomo, insomma, dell'importanza che aveva. Nel 2009 nel convegno furono affrontati tutti questi aspetti e si parlò di questo. Ecco perché è importante questo libro, perché mette un punto fermo anche su Marinotti, che peraltro, come si legge anche poi in alcuni interventi riportati nel libro, fu controverso per altri aspetti, come credo sia ovvio per qualsiasi personalità di una certa importanza. Chiunque abbia occupato gli spazi e lo standing, si direbbe ora, di Franco Marinotti, indubbiamente ha avuto anche dei passaggi che magari qualcuno può non aver condiviso, è quello che è capitato. Ecco perché è importante questo libro, trovo, perché consente di farsi davvero un'idea di questo e di capire l'importanza di quest'uomo, che ebbe, lui come tutti sapete è nato a Vittorio Veneto, ma quasi subito è andato via, è di fatto cresciuto tra Milano e Venezia soprattutto, e poi aveva come orizzonte il mondo. Però in realtà aveva i piedi molto ben piantati qui, tant'è che doveva assolutamente, ha voluto mantenere sempre il legame con Vittorio Veneto negli uomini e anche in questo stabilimento. Ha voluto creare qualcosa qui, perché comunque il suo richiamo quasi culturale era qui, era con la sua terra. Lui ha avuto sempre un legame molto forte, anche se anche in questo caso un po' controverso, soprattutto nel dopoguerra. Proprio per questa ragione il primo intervento qui, e lo invito ad avvicinarsi, sarà quello del sindaco di Vittorio Veneto, che rappresenta quella città a cui Marinotti si è sempre richiamato e che ha sempre avuto come riferimento della propria vita. Invito quindi Antonio Miato ad avvicinarsi per salutare, e dopo tra l'altro lui so che deve anche allontanarsi e purtroppo deve andarsene, ma insomma, prego. Buongiorno a tutti. Ben volentieri sono venuto a una settimana di distanza a gustarmi un'altra delle performance della nostra Maria Grazia degli amici di Vittorio Veneto, la quale si ripete in eventi estremamente interessanti per la città. Grazie Maria Grazia, ringrazio Cora, ringrazio tutti i relatori, perché il tema, io mi ritrovo ad essere sindaco di una città estremamente ricca di temi interessanti, tra i quali anche un tema rappresentato proprio dalle persone che lo hanno vissuto nel passato e che l'hanno fatta grande come è Vittorio Veneto. E mi sarebbe piaciuto assistere all'intero incontro, ma questa volta mi è assolutamente impossibile. Confido su Federico per potermelo gustare poi. Sono 40 anni che sono vittoriese e per 40 anni ho sempre sentito parlare di Franco Marinotti,
e delle sue gesta dal punto di vista imprenditoriale. La sua figura nell'ambiente vittoriese è sempre accompagnato da un'ombra, no? Dovuta al fatto che si ritrovò a vivere quel particolare momento storico e naturalmente non poteva esimersi di parteciparvi. E probabilmente lo ha fatto in un modo che ancora non conosco, ma che spero di vedermi acclarato dai relatori, in modo tale da ripulire un pochettino questa enorme figura che abbiamo avuto in città da certe ombre forse eccessivamente stese su di lui. Io purtroppo vi devo lasciare e mi dispiace tanto, ci sarà un'altra occasione per rivederci tutti quanti e ringrazio ancora tutti. Grazie signor Sindaco, che come ha appena ricordato appunto Antonio Miatto, ha citato l'associazione La Dottoressa Gottardi perché tutto questo parte un po' da quel convegno del 2009 in cui si affrontò il caso Marinotti di cui dicevo prima. Da allora appunto il convegno si è svolto ma non si riuscì a pubblicare gli atti. Questo libro consente di mettere finalmente una pietra stabile su quell'evento e sulla figura di Marinotti. Ed è proprio per questo che invito la Presidente dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto, la dottoressa Maria Grazia Gottardi, ad intervenire qui proprio per parlare di Marinotti e spiegare per lei cosa ha significato quel convegno e cosa significa questo momento, la pubblicazione di questi atti per la sua associazione. Prego. Buongiorno a tutti. Io sono grata per l'opportunità che mi è stata data per essere qui a condividere questo evento, ma sono maggiormente grata alla famiglia Posocco, i titolari della ditta ABS Group, a Francesca Posocco e al papà Giancarlo Posocco, per aver realizzato questo libro che contiene gli atti del convegno che dedicammo a Marinotti il 16 maggio del 2009. Allora non avevamo la possibilità di poter realizzare gli atti ed era rimasto per noi un sogno nel cassetto che comunque si è realizzato e siamo veramente contenti e felici di poterlo realizzare qui, presentare questo libro in questo luogo che fu la fabbrica di Franco Marinotti, e c'è un'emozione maggiore per me perché oggi ricorre il suo anniversario, i 130 anni dalla nascita di Marinotti, e non c'è luogo migliore per celebrare i 130 anni dalla sua nascita. Calpestare questo pavimento che porta i segni dei passi di Marinotti con la sua immagine è veramente suggestiva ed emozionante per me. Ma è una doppia emozione perché mi porta indietro col tempo, a 12 anni fa, quando organizzammo il convegno su Franco Marinotti. Per me l'ho vissuto con molta intensità ed emotività perché fu il primo convegno in qualità di presidente dell'associazione ed anche per il clima teso che si viveva a quell'epoca, perché l'amministrazione comunale di allora voleva dedicare una scuola a Franco Marinotti, la scuola Ipsia, dove appunto Marinotti aveva donato il terreno dove ha sede questa scuola. E questo fatto suscitò molto scalpore, molte critiche da parte dell'opinione pubblica ed una certa corrente politica di allora. E quindi questo fatto mi colpì, perché mi ricordava le parole di mio padre, che mi raccontava sempre che questo personaggio era un grande imprenditore che aveva contribuito allo sviluppo economico della città, e mi portò anche a Tor Viscosa a visitare la città, in quei viaggi di famiglia che eri costretta anche a partecipare, e mi fece vedere la città con con la fabbrica, con le case. Mi portò ad Aquileia, perché Franco Marinotti finanziò gli scavi archeologici di Aquileia per un decennio, ma io ero ragazzina, non potevo cogliere la grandezza di questo uomo e quindi mi misi a studiarlo, a leggerlo, e scoprì che effettivamente era un uomo straordinario, poliedrico, perché era un grande imprenditore, possiamo dire il precursore delle politiche sociali, quelli che oggi chiamiamo del welfare aziendale. Costruì un asilo nido qui a Tiguo
per le lavoratrici madri, contribuì anche con dei premi aziendali e fece tantissime altre cose. Fu un grande benefattore perché oltre al terreno donò alla nostra città il terreno dove ora sede l'ospedale, il campo da calcio, contribuì anche a finanziare le spese per la ricostruzione e la ristrutturazione della chiesa della cattedrale. Era anche un grande artista. E quindi tutte queste cose mi ha fatto sì di pensare, e quindi mi riecheggiavano le parole di mio padre a convincermi che dovevamo fare un convegno. Perciò chiesi anche il parere dei miei consiglieri di allora, a Dario De Bastiani e a Piero Sartori, che cosa ne pensassero, e loro condivisero la mia idea. Perciò volemmo fare un convegno visto in tutti i punti di vista, con dei relatori, ognuno nelle proprie competenze, parlassero di questo personaggio in modo molto oggettivo, perché noi siamo un'associazione culturale, non siamo un'associazione politica, per cui che lo sviluppassero in tutti questi aspetti. E quindi abbiamo chiesto l'intervento del professor Puppini di Trieste per la parte storica, al professor Daniele Ceschini, che è uno storico, che come diceva Francesca oggi purtroppo non è qui, a Inea Baldassi, che è il presidente, e purtroppo per motivi di salute non c'è, il presidente dell'associazione Primi di Tor Viscosa, i primi che fondarono la città, e io porto la sua spilla d'oro che mi diede allora, e lo porto anche con orgoglio. È il simbolo dell'associazione Labor Omnia Vincit, il lavoro vince su ogni cosa. E poi abbiamo chiesto anche l'intervento dell'allora sindaco Duz, che parlasse della testimonianza, poi anche del presidente dell'associazione Veneto Arte, che parlasse anche del suo aspetto artistico. E quindi decidemmo di fare questo convegno, però fummo molto criticati. Qui c'è il vicepresidente dell'associazione Romano Volpato, che può testimoniare in quale clima abbiamo fatto questo convegno. Però andammo avanti e io ero convinta che le parole di mio padre fossero proprio come stimolo a far rivalutare questa persona. E devo dire che se non fosse stato per mio papà, forse non avrei neanche organizzato il convegno e forse non saremmo neanche qui a parlarne. Ma la mia emozione più grande era che in quel convegno c'era una classe del liceo classico Marcantonio Flaminio, e tra quei studenti un ragazzo, qualche anno dopo, mi chiese di avere della documentazione perché voleva fare una tesi di laurea su Franco Marinotti, sulla Niers Viscosa, e la cosa mi fece molto piacere. E questo ragazzo si laureò alla Bocconi di Milano con 110 lode ed è Nicolò Dal Moro. E per me questa è stata una grandissima soddisfazione, perché l'Associazione Amici di Vittorio Veneto non ha solo lo scopo di far conoscere la storia e la cultura della nostra città, ma di trasmetterlo ai giovani, agli studenti, perché saranno loro il futuro di ricostruire qualcosa di bello per la nostra città. Ecco, per me questa è stata la soddisfazione maggiore e l'emozione più grande per la quale io sono qui oggi. Grazie. Grazie dottoressa. E come ha appena detto lei, una delle opere maggiori fatte da Marinotti fu indubbiamente la città, o almeno quella che doveva essere una città, di Tor Viscosa. Io ho avuto la fortuna e il piacere di andarci, di visitarla, e merita davvero il viaggio, perché è una città ideale, come secondo me negli anni 30 appunto un grande imprenditore immaginava dovesse essere la città ideale dell'uomo di quegli anni. È una scoperta straordinaria. Non è una novità assoluta, perché già nell'Ottocento altri imprenditori avevano creato cose di questo genere, ma soprattutto in Lombardia, per la verità. Qui invece abbiamo una testimonianza nostra, vera, incredibile, straordinaria. Ecco, per parlare di Tor Viscosa, di quello che era e di quello che è diventata e di quello che è adesso, abbiamo quello che era uno dei relatori, tra l'altro, del convegno del 2009 e già appunto sindaco della città, Roberto Duz, che invito a venire qui a parlarne. Grazie. Mi levo la mascherina perché parlare con la mascherina mi rende un po'... Io ho fatto tanti convegni
in tutto il mondo su Tor Viscosa, partendo da Santiago del Cile al Sudafrica, al Belgio, alla Francia, eccetera. E ogni volta che parlo di Marinotti mi emoziono. Mi emoziono perché io credo nella storia del mio paese e so che se non ho chiaro il passato non posso programmare il futuro. E quindi parto da questo per dire: Marinotti è stato una figura unica. Purtroppo è stato sminuita questa immagine da una lettura troppo ideologica. Marinotti non deve essere visto se fascista o comunista, deve essere visto che tipo di imprenditore è stato, quali sono state le sue idee, come le ha messe in campo, come le ha gestite. Tor Viscosa nasce nel 1938 come fabbrica, nel 1940 come comune. E nasce in un periodo particolare. Nasce in un periodo di gestione autarchica, fascista, gestita da Mussolini, nel bene e nel male. Purtroppo quando si vede solo il male non se ne capisce più niente. E se a dirlo è un uomo di idea più di sinistra che di destra, dovete credermi. È un momento politico particolare, usciamo dal Rinascimento, per cui dove la cultura della patria è importantissimo, e soprattutto dove il lavoro era solo un lavoro agricolo. L'industria era minima. Era un momento particolare a livello economico. Uscivamo a livello mondiale dal crack del 29 a New York e quindi l'economia mondiale era in difficoltà. L'Italia era in una situazione di grande decadenza. È in questa situazione che Marinotti entra in campo. Ma non solo, Marinotti, come giustamente chi mi ha preceduto ha accentuato, il fatto che fosse anche un uomo culturalmente preparato. Non solo perché scriveva poesie, ma perché era anche un pittore. Noi a Tor Viscosa, la famiglia di Marinotti, ha regalato, quando ero io, una serie di quadri di Marinotti che noi custodiamo fedelmente. A livello culturale, poi, Marinotti ha fatto riferimento, perché a Tor Viscosa sono venuti commissionati da Marinotti Filippo Tommaso Marinetti, che ha scritto il poema per Torre Viscosa, che è stato edito a Milano nel 39. È venuto Giancarlo Antonione, che ha fatto, commissionato da Marinotti, un film, un cortometraggio, 7 canne e un vestito. 7 canne perché Tor Viscosa nasceva su 2 produzioni. Una attraverso la canna che si chiamava Arundo Donax, che serviva al rayon, chiamato la seta artificiale, e dall'altro il legno che serviva per la cellulosa. Questi erano i 2 aspetti che hanno guidato. Tor Viscosa nasce perché il Duce permette a Marinotti di prendere un'area di 6.000 ettari, di farci la fabbrica e il paese, la città. Una città che è nata per avere 25.000 abitanti, che però anche per la sopravvenuta seconda guerra mondiale non è andata oltre i 5.000. Dentro ci lavoravano migliaia di persone, sia assunte direttamente ma anche nell'indotto. Ci sono dei numeri su questo, io ve li do perché capiate di cosa stiamo parlando, è importante questo, perché poi Tor Viscosa nasce all'interno del progetto che il regime di allora fece di Nuova Italia, che tendeva a bonificare terreni, a ristrutturare città, a mettere in campo nuovi borghi e nuove città,
di cui abbiamo 12 esempi più lampanti, più particolari, che sono 3 alla provincia di Latina, 2 a Roma, 3 in Sardegna e Tor Viscosa. Ma cos'ha Tor Viscosa di diverso? È per questo che dico che Marinotti aveva un rapporto col regime particolare, ma di distacco, perché è l'unica realtà in Italia a capitale esclusivamente privato. Il pubblico non ci ha messo 5 lire e sono state fatte opere immani. Io vi do alcuni, perché bisogna... Viabilità 132 chilometri, canali 65 chilometri con relative idrovore, scoline 800 chilometri, terra movimentata 800.000 metri cubi. Questo per dare alcuni dati. Ma poi la fabbrica col porto, perché doveva venire la materia prima, il legname che veniva via nave e via ferroviario, per cui anche tanta ferrovia, e poi le canne che venivano invece a Tor Viscosa, nell'azienda agricola, perché c'era una simbiosi tra agricoltura e industria. Ma poi la città fondata. La città fondata che era urbanisticamente studiata, che aveva delle caratteristiche precise, dove dentro ci sono costruiti edifici importanti come il teatro, le piscine, campi da tennis, scuola, municipio, tutta una serie di opere che erano di proprietà privata. Tor Viscosa fino al 1970 era un paese di proprietà SNIA. Le case erano di proprietà SNIA, il municipio era di proprietà SNIA, il sindaco era di proprietà SNIA. Questo era perché Marinotti voleva la sua città che avesse la struttura che in qualche modo copiasse la fabbrica. C'erano dei fatti che oggi sembrano fuori dal mondo, ma che erano. Il figlio dell'operaio non poteva entrare nel bar dove andavano gli impiegati, non poteva andare nei campi da tennis, poteva andare a far calcio, pugilato, ciclismo, c'era di tutto a Tor Viscosa, ma non lì. Come non potevano entrare in simbiosi dirigenti e il resto. C'era una divisione sociale precisa che doveva ricalcare la piramide interna alla fabbrica. Questa era la proposta che aveva una logica e dove la città di Tor Viscosa si è adeguata. Cioè nel senso, per noi era una cosa normale questa, fino a un po' di anni fa. Questo poi ha portato agli anni 70-80 a un cambiamento che ha avuto i suoi riflessi negativi, perché poi uno non è preparato ad essere autonomo a casa sua, pensa di essere padrone a casa sua. Perché quando tu subisci una cosa del genere, poi alla fine ti liberi da un laccio e pensi di poter fare quello che vuoi, con tutti i problemi che questo comporta. Oggi c'è un patrimonio che ci lascia Marinotti, che è anche questo. È un patrimonio urbanistico, è un patrimonio edilizio che va protetto. Io ho lanciato l'idea di fare una legge speciale per Tor Viscosa, perché tu non proteggi un patrimonio storico solo coi vincoli. Non proteggi il patrimonio storico, vengono i beni ambientali e ti dicono io vincolo quell'edificio e poi a me per ristrutturarlo costa il 30% in più. Allora a quel punto io non investo più e l'edificio storico va in malora, lei mi insegna magari. Allora cosa succede? Ci vogliono delle politiche forti per rimettere in campo un patrimonio di questo genere. Per questo a me piace andare a parlare del mio paese in giro e a gridare anche ad alta voce quali possono essere le strade per risolvere alcuni problemi. Io sono andato a Santiago a fare un convegno sulle città di fondazione
dove sono andato a visitare delle città intere ormai in decadenza, addirittura una città dove ci sono solo negozi che fanno la pubblicità di questa città, non c'è un residente. Perché? Perché in paesi come il mio, dove la pregiudiziale iniziale era l'industria, nei momenti in cui questa va in crisi, è evidente che va in crisi tutto il sistema. E allora ci vogliono degli interventi particolari. C'è un fatto, la politica come entra in tutto questo? A Stresa, in un convegno fatto con i sovrintendenti nazionali, una mia frase è stata ben accetta, non c'è, nel senso, sono venuti fuori gli applausi. Perché? Perché io parto da questo concetto. La politica guarda i voti e la cultura non dà voti. Se c'è una cosa che non dà voti è la cultura, allora per risolvere il problema ci vogliono persone che ci credono e basta. Se noi troviamo delle persone che ci credono riusciamo ad andare avanti, se non troviamo le persone che ci credono non andiamo avanti. E allora io vengo volentieri a questi convegni proprio per lanciare questo messaggio. Guardate che è importante, l'Italia, cosa volete, Tor Viscosa è tra Lignano e Grado, ha vicino la città stellata Palmanova, ha dall'altra parte Aquileia a 15 chilometri, cioè siamo in mezzo alla storia e in qualche modo anche noi facciamo storia, anche se è una storia molto più vicina, però è sempre storia. Sono sempre caratteristiche importanti, è il segno di un periodo storico importante. Quando ero sindaco, poi lascio ad altri la parola, scusate, ma quando ero sindaco a Palmanova, la città stellata, nel ristrutturare una scuola, viene fuori la scritta credere, ubbidire, combattere, che era la scritta classica del periodo del Ventennio. E lì è venuto fuori il putiferio. Bisogna tirar via tutto, bisogna fare... Perché era un sindaco mio amico di destra, e allora detto da uno di destra, chiaramente fa polemica, chiudi tutto, non se ne parla più. Ho dovuto intervenire sulla stampa e dire, ma ragazzi, è un segno storico, deve essere mantenuto, perché è così? Cosa vuol dire questo? Tutti noi una piccola riflessione sulla storia, sui segni che vengono messi in campo, soprattutto quelli importanti, perché importante era quel periodo, era importantissimo. Ecco, noi dobbiamo avere riguardo di questo e dobbiamo farcelo caro, perché se noi perdiamo il senso delle nostre radici, noi non possiamo andare avanti, non possiamo vedere il futuro, non possiamo neanche gestire il futuro. Per cui io vi ringrazio. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Gottardi, perché mi ha permesso di avere questo rapporto con Vittorio Veneto che non pensavo quando ero sindaco di Tor Viscosa, è venuto fuori così per caso ed è per questo motivo. Lei non ha capito perché non aveva neanche cominciato a parlare nel mio ufficio che ho detto io vi aiuto a fare sta cosa. Forse non l'ha mai capito, perché io ho visto subito la possibilità di Tor Viscosa di uscire dal suo ambito in qualche modo. Per cui era normale per me farlo, non ho fatto niente di strano. Voi siete stati bravi, perché Vittorio Veneto aveva bisogno di questo, perché noi sentiamo Vittorio Veneto a Tor Viscosa. Quando parliamo di Marinotti, parliamo di Vittorio Veneto, non parliamo di Milano dove c'era la SNIA, parliamo di Vittorio Veneto. Per cui voi fate bene a tenere vivo il rapporto con la figura di Marinotti, perché questo vi serve, perché era un uomo importante, era un uomo che vedeva avanti dove pochi vedono. E il dibattito anche così polemico è facilmente sgretolabile. Marinotti era un grande uomo, è un uomo che vedeva avanti, è un uomo che dobbiamo tutti aiutarci a tener vivo come immagine. Grazie.
Grazie a Roberto Duz, soprattutto per la passione con cui ha espresso i suoi concetti, come ha ricordato anche la figura di Marinotti, e parlato del suo paese. Anche lui ha parlato di Marinotti artista, è una cosa che evidentemente impressiona perché poi fu anche artista di valore. Lui partecipò con proprie opere addirittura alla Biennale d'Arte di Venezia, fece mostre in tutta Europa. Qui quelle opere che vedete sono tra l'altro fornite da Mario Darè, se non sbaglio, fanno parte, lui è oltre che relatore a quel convegno del 2009 e presidente di Veneto Arte, è anche collezionista. Quelle sono alcune opere che lui ha e che gentilmente ha fornito, quindi potete anche rendervi conto del valore di Marinotti da questi disegni qui che sono rappresentati. E proprio per parlare di Marinotti, del Marinotti uomo di cultura e artista, invito l'architetto Mario Darè appunto a venire qui e a parlarci di lui. Prego. Grazie. Allora, l'argomento Il caso Marinotti è stato il titolo del giornale Candido del 1951, quando Marinotti ha fatto la sua grande mostra all'Angelico di Milano con una cinquantina di opere che ha completamente venduto. Ma il caso Marinotti sarebbe anche oggi, perché la città di Vittorio Veneto, differentemente dalla città di Tor Viscosa, non ha saputo, non ha voluto riconoscere la figura importante di Franco Marinotti e di quello che lui ha fatto per la città, oltre che in Italia. Se pensiamo che già nel 1916 lui esponeva dei suoi quadri a Mosca, in una mostra d'arte, di cui qui c'è anche un manifesto, e che poi nel 1942 è stato selezionato, ha avuto la selezione di 2 quadri suoi per la 23esima Biennale d'Arte di Venezia, possiamo capire il livello di qualità, di competenza, oltre che di passione e anche di preparazione che aveva Franco Marinotti e che dedicava in tutte le sue attività, perché la passione è fondamentale in qualsiasi attività dell'uomo, sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista imprenditoriale. Se non c'è la passione, quella che io ho riconosciuto in modo incredibile nel sindaco Duz, e che, scusatemi, ma vorrei vedere ogni tanto anche nel mio sindaco, che purtroppo non vedo. Lo vedo serio, compassato, eccetera, ma privo di quella tensione che avrebbe bisogno un amministratore per portare avanti delle tematiche che interessano la città. Franco Marinotti ha mandato alla Biennale 2 quadri con lo pseudonimo Fermoposta, perché non ha dato il suo nome, e quando è andato a ritirare il premio, la segnalazione, ha mandato il suo dipendente per non farsi riconoscere. Argomenti fondamentali, tappe miliari della figura nel campo dell'arte di Franco Marinotti, stati secondo me, a parte la partecipazione al Biennale, quindi le sue competenze, la sua capacità personale di artista, è stato l'acquisto del Palazzo Grassi dal conte Cini, Giorgio Cini, che aveva acquistato nel fine degli anni 46, mi pare, per il figlio, che poi è morto e quindi ha deciso di rivendere il palazzo. Franco Marinotti compra Palazzo Grassi nel 49 per collocarvi la propria collezione di tessuti antichi che lui aveva nella sua residenza di Milano e che voleva ovviamente portare a Venezia, perché riconosceva Venezia una capitale mondiale dell'immagine, della storia e della cultura, e quindi voleva che Venezia acquisisse anche questo patrimonio. Quel patrimonio che poi è confluito insieme alla collezione di tessuti di Giorgio Cini nel palazzo a Camo Cenigo. Adesso c'è il Museo dell'Arte del Tessuto a Venezia, Museo del Tessuto. Palazzo Grassi era diventato il centro fondamentale e principale delle arti, delle mostre d'arte in Europa. Ma non ha fatto solo questo. Marinotti è stato quello che ha contribuito finanziariamente a costituire una commissione europea che poi ha prodotto un convegno nel 56, mi pare 57, un convegno europeo per la promozione della cultura, dell'informazione dei giovani.
Lo stesso discorso l'ha fatto a Genova nel 1956, anche là, cioè era un uomo che oltre ad aver dimostrato una capacità imprenditoriale incredibile, aveva, come si era detto, una visione della società che lui ha dimostrato anche nelle sue realizzazioni. Quindi a livello di Adriano Olivetti, se pensiamo a un imprenditore illuminato che vedeva sì l'attività produttiva ma anche l'attività sociale dell'imprenditore. E lui diceva, Franco Marinotti, che un uomo che non ha uno spirito artistico non può essere neanche un grande imprenditore. È un po' quello che si diceva prima, cioè uno è un grande uomo, un grande in ogni ambito, e quindi questo lo esprime, se davvero grande, è in grado di esprimerlo in ogni sua attività imprenditoriale, culturale, eccetera. Se pensiamo poi che da dove è partito Franco Marinotti, che a 15 anni è rimasto orfano e da là è partito andando a studiare a Venezia, facendosi il mazzo, perché così possiamo dire, e riuscendo a costruire quello che è riuscito a costruire. E quello che mi dispiace è che Vittorio Veneto, dopo quel convegno, dopo che, come diceva il sindaco Duz, Tor Viscosa ha avuto quella quarantina di opere, di quadri ad olio di Franco Marinotti, perché? Perché Vittorio Veneto non li ha voluti. Quando io ho proposto al sindaco Giancarlo Scottà allora, e eravamo già d'accordo di fare un convegno su Franco Marinotti e dopo una mostra delle opere di Franco Marinotti al museo del Cenedese a Serravalle, sindaco d'accordo, dopodiché c'erano sorte, come aveva detto la dottoressa Gottardi prima, le solite, chiamiamole, io le chiamo male lingue, perché male lingue nel senso che non hanno avuto la capacità, la forza di guardare oltre il proprio naso. Persone che hanno visto solamente un aspetto della vita dell'uomo e non sono stati in grado di valutare complessivamente la figura di chi è stato, cosa ha rappresentato e cosa soprattutto ha fatto per la città. Se pensiamo che era stato proposto di intitolare a Franco Marinotti la scuola Ipsia, che per la quale aveva donato l'area e che aveva finanziato l'acquisto di tutte le attrezzature materiali, abbiamo avuto poi i vecchi sindaci, da Della Libera a Concas a Botteon, che sono opposti. Perché? Per la figura. Ma se evidentemente quelli non avevano letto la storia di Franco Marinotti, non avevano letto il suo percorso, cosa aveva fatto in Svizzera anche per le associazioni partigiane, cosa aveva fatto successivamente al periodo in cui lui, per ovvie ragioni, era in qualche modo legato. Certo ha fatto politica, è stato podestà di Milano, è stato vice podestà, è stato prefetto di Milano, ma quando era prefetto di Milano con i suoi soldi finanziava le scuole, con i suoi soldi personalmente, quello che ha fatto un po' dappertutto. Quindi un uomo che credeva. E questi uomini mancano oggi. Io credo che ricordare la figura di Franco Marinotti, anche attraverso, purtroppo questi libri io li ho ereditati, nel senso io ho avuto questi documenti, quelle testimonianze che vedete qua, li ho trovati in villa quando io nel 98 ho avuto l'incarico di gestire la vendita delle proprietà di Marinotti sia a Tor Viscosa che a Vittorio Veneto. Mi sono trovato nella biblioteca di Franco Marinotti una montagna di libri. E a Tor Viscosa la montagna di libri di ceramica, perché aveva istituito a Tor Viscosa un laboratorio di ceramica nel quale invitava i più grandi artisti nazionali per istruire i giovani, cioè aveva creato una scuola di ceramica, il sindaco lo ricorda benissimo, e là c'erano tutta una serie di libri che sarebbero stati buttati, come quelli di Vittorio, testimonianze, che io ho recuperato e che ho in casa, perché mi sembrava più che giusto, perché a dirla tutta, nemmeno i nipoti, i figli di Paolo, avevano interesse scusate, a mantenere questo materiale, a fare documentazione, a fare storia di questo materiale. Li ho io e adesso sono felice di averli conservati. Di questi testi ce n'erano 8-10 e li ho regalati un po' a qualche sindaco, a qualche appassionato d'arte, e credo che Vittorio dovrebbe recuperare un po', se l'amministrazione fosse sensibile, recuperare, con le scuse, perché se ricordo cosa mi dice Cristian Marinotti, il nipote di Franco, figlio di Paolo, di quanto ha subito l'affronto della città di Vittorio Veneto nei suoi confronti, nei confronti ovviamente del padre e del nonno, è difficile, però secondo me è un tentativo di recupero della memoria e di restituzione di quella considerazione pubblica che deve essere riconosciuta a un uomo così. Secondo me la città dovrebbe farlo. Vi ringrazio.
quando si dice parlare chiaro, no? Grazie Mario. Sempre fatto. Sempre fatto. È bello vedere anche che certe cose non cambiano mai. Da questo punto di vista qua, devo dire la verità, hai sempre mantenuto questa linea. Adesso abbiamo parlato di tante cose di Marinotti, forse la cosa di cui abbiamo parlato meno è proprio quella per cui lui è diventato più famoso, più importante, che era appunto l'uomo manager, l'uomo che ha preso in mano quella che era già una grande azienda, la SNIA, e l'ha trasformata nel colosso mondiale che era diventata fino alla sua morte nel 66. Come è stato più volte detto oggi, il libro contiene anche un saggio, perché è una sorta di sintesi della tesi di laurea di Niccolò Dal Moro presentata alla Bocconi sulla storia della SNIA viscosa. E proprio per questo invito il dottor Dal Moro a venire qui per parlare un po' di questo uomo manager, della visione che lui aveva, della visione imprenditoriale. Ecco, nel saggio che avrete spero l'opportunità di leggere nel libro è molto interessante perché viene affrontato proprio da un punto di vista quasi tecnico questo aspetto di Marinotti, ed è una cosa che io non conoscevo, che è stata per me molto interessante. Lo invito quindi a venire qui e a parlarne e spiegarci. Prego, dottor Dal Moro. Buongiorno a tutti. La figura e l'azione imprenditoriale di Franco Marinotti sono tutt'oggi di estrema attualità, in quanto tanto le sue scelte strategiche quanto le sue scelte organizzative precorsero sicuramente i tempi. La SNIA di Marinotti costituisce tutt'oggi un caso aziendale di estremo interesse e che insegna molto. Va innanzitutto premesso che la figura di Franco Marinotti è decisamente eterodossa all'interno del panorama imprenditoriale italiano. Innanzitutto perché egli fu e agì da imprenditore pur non essendo padrone. Marinotti arrivò nel 30 alla SNIA e ci restò fino alla morte nel 66 come manager e non assunse mai una posizione azionaria di rilievo all'interno dell'azienda. Fu quindi un vero e proprio servitore della società. In secondo luogo, tutte le iniziative imprenditoriali promosse da Marinotti si sono sempre caratterizzate per essere basate su chiari razionali economici e per essere orientate al mercato. Egli non ha mai promosso iniziative di carattere opportunistico volte a sfruttare opportunità estemporanee, né tantomeno ha mai avuto un approccio di carattere ministerialista alla gestione aziendale, subordinando l'attività industriale al soddisfacimento di interessi politici a discapito della profittabilità aziendale, nella speranza di ottenere favori di altro tipo, come per esempio nella seconda metà degli anni 30 fece la Montecatini, avviando improbabili attività estrattive che poi ne compromisero il successo aziendale alla fine degli anni 50, e come poi dopo Marinotti verrà fatto anche dalla SNIA, assecondando politiche di industrializzazione del Mezzogiorno che si rivelarono fatali per la sostenibilità dell'azienda. In terzo luogo, la figura di Franco Marinotti è decisamente eterodossa perché il suo orizzonte e il suo raggio d'azione non sono mai stati nazionali, ma sono sempre stati di carattere globale. Fatte queste premesse, a mio giudizio 3 sono le fondamentali lezioni che possiamo imparare e apprendere dalla figura di Franco Marinotti. Innanzitutto un'azienda deve essere gestita avendo un chiaro orientamento alla creazione di valore per tutte le parti coinvolte, perché solamente in questo modo si può assicurare a questa azienda una crescita solida, sostenibile ed equilibrata, ed assicurarle quindi una prosperità nel tempo. In secondo luogo, Franco Marinotti ci ha insegnato come alla base della crescita aziendale ci deve essere l'innovazione, perché da una parte l'innovazione consente di diventare i migliori sui mercati in cui si è attivi, e dall'altra consente anche di entrare in nuovi mercati, magari creandoli anche da zero, come lui diverse volte ha fatto con i suoi prodotti tessili.
In terzo luogo, l'altra cosa che ha testimoniato Marinotti nella sua attività imprenditoriale è stata l'importanza della struttura. Per l'importanza della struttura intendo dire che un'azienda, per funzionare bene, deve essere organizzata in maniera tale da essere innanzitutto coerente con la propria strategia e con la propria mission aziendale, ed in secondo luogo poi essere anche in grado di controllare tutte le proprie attività aziendali. Controllare tutte le proprie attività aziendali e riuscire tempestivamente poi ad intervenire nel caso in cui venissero riscontrati dei punti di criticità. Quando Franco Marinotti nel 1930 è arrivato alla guida della società, si è trovato una enorme costellazione di società commerciali e di impianti produttivi privi di qualsiasi effettiva forma di coordinamento, e poi lui e tutto questo complesso era sull'orlo del fallimento. Lui in meno di 4 anni, dotando di una struttura organica e incasellando tutti questi elementi in maniera ordinata e razionale, è riuscito a fare un profondo rilancio di questa società e a portarla ad essere da una posizione di follower di mercato, ossia un'azienda che sta sulla scia delle altre e ha un approccio imitativo, a diventare un vero e proprio leader nell'industria mondiale delle fibre artificiali. Per chiudere posso dire che sulla scorta della mia esperienza lavorativa, tutte le aziende di successo con cui ho avuto la fortuna e l'opportunità di lavorare sono caratterizzate, anzi direi permeate, da questi 3 elementi. E poi volevo fare anche un ringraziamento alla dottoressa Gottardi che nel 2009, organizzando questo convegno, mi ha permesso di venire in diretto contatto con questo personaggio. Diciamo che c'è stato, almeno da parte mia, un innamoramento un po' a prima vista. Poi ho avuto anche l'opportunità per la laurea triennale di approfondire l'aspetto legato all'innovazione industriale e alla responsabilità sociale, che sono 2 tematiche molto attuali ma che Marinotti riuscì a sviluppare già negli anni 30. E poi da questo lavoro di laurea triennale mi è stato chiesto di provare a lanciarmi nell'impresa di stendere la prima storia completa della SNIA, dalla sua fondazione alla messa in amministrazione straordinaria nel 2010. E tutto questo comunque è nato dal convegno di cui oggi si presentano gli atti. Grazie al dottor Morra, ancora complimenti. Siamo giunti così alla fine e sono particolarmente contento di presentare adesso l'avvocato Barel, professore anche di diritto dell'Unione Europea all'Università di Padova, non solo perché appunto trarrà le conclusioni delle relazioni che si sono susseguite qui, ma anche perché l'avvocato Barel è stato in passato anche assessore all'urbanistica del Comune di Vittorio Veneto e quindi conosce molto bene questa realtà e anche questa in cui ci troviamo adesso. Con lui si parlava prima, ed era uno dei temi che mi farebbe piacere che lui affrontasse, anche appunto il problema del recupero dell'enorme patrimonio industriale che ha questa città, con una serie di aree molto grandi all'interno del tessuto urbano che sono ormai abbandonate da parecchi anni, da decenni addirittura. Ecco, se lui potesse accanto a questo affrontare anche spiegare quali possibili soluzioni e se magari quello che è avvenuto qui in questo stabilimento potesse ripetersi anche in altri, se lui vede questa possibilità, ecco, mi farebbe piacere se potesse affrontare anche questo tema. Per cui, avvocato, la prego di avvicinarsi e grazie. Sono lontano a sufficienza, penso, per poter togliere senza offendere nessuno. Grazie. Io sono molto sorpreso questa mattina perché per la prima volta entro qui dentro e
mi piace molto l'immobiliare, avverto il fascino del luogo. Io lo chiamo il genius loci. I luoghi parlano e mi complimento per il restauro che è stato fatto, perché ha conservato il sapore della storia e ha insieme il senso della modernità. Perché mi permetto di prendere la parola? Cosa c'entra un giurista? Non è come il Prezzemolo un giurista. Ma io ho 3 motivi. Uno è stato detto, perché per 15 anni da ragazzo mi sono dedicato a questa città e l'ho ancora nel cuore, quindi la sento questi temi profondamente miei. Secondo, perché io sono un vittoriese di OCG. Non so quanti di voi siano nati e vissuti a Vittorio Veneto. Non è un merito, è un caso della vita. Però ti resta dentro, nel senso che accompagni la storia di una città, della sua comunità, e quindi hai il senso del prima, del poi, delle relazioni umane. E quindi questo mi permette di cogliere le onde del tempo col passare degli anni. Ma la terza ragione è che, occupandomi io di Europa, non riesco a non collocare queste vicende in un quadro più ampio, a vederle come un fenomeno che non appartiene a Vittorio Veneto, appartiene alla storia del pensiero, dello sviluppo, del territorio e anche di ciò che siamo noi oggi, soprattutto nell'ambito europeo. Parto da un piccolo episodio. Mi ricordo grandi baruffe in consiglio comunale a discutere di toponomastica. E io all'epoca ero ragazzo, dicevo, ma perché questi si vanno a infervorare così tanto a discutere del nome da dare a certe strade? Ci ho messo un po' a capire che tutta questa passione che coglievano i miei concittadini per la toponomastica non era superficiale, perché attraverso i nomi scritti, letti e affidati alla storia tu fai vivere i morti, perché i morti si ricordano se le loro idee sono ancora vive. Quindi è molto importante pensare a chi c'è stato, perché ti obbliga a un confronto con le loro idee, a domandarti se hanno ancora senso e anzi se si possono reinterpretare modernamente e se aiutano per il futuro queste idee. Mi pare che quello che è emerso dai ragionamenti è che riflettere su una figura del passato ci porta a parlare di presente e di futuro. E mi fa molto piacere che sia presente anche la preside D'Arè del nostro liceo, perché lei è più vicina di tutti noi al futuro e quindi vedo nella sua presenza centinaia di ragazzi per i quali dobbiamo tutti dare il meglio di noi stessi, no? Loro sono il futuro. E allora, faccio una battuta, da Marinotti a Posocco. Allora, che cosa dobbiamo fare e stiamo facendo anche qui dentro? Primo, ricordando che il lavoro dell'impresa e nell'impresa è un fatto sociale, non è un fatto di proprietà privata, perché l'impresa è una comunità di lavoro che è strettamente legata al territorio che esprime, e quando dei miei clienti che mi dicono devo ampliare lo stabilimento, non ho spazio, se gli dico ma perché non vai lì che ce n'è, mi rispondono no, io devo restare qua, perché la gente della mia azienda vive qua, sono loro la mia forza, l'azienda sono le persone che lavorano con me. Siccome loro sono radicati in questa comunità, io farò di tutto per ampliare l'azienda dove mi trovo, ma non la sposto neanche di 40 chilometri. Provate a domandare alle persone che conoscete, penso che tutte rispondono così. L'azienda è un fenomeno sociale molto radicato nel territorio. Dunque,
c'è un problema di recupero del rapporto fra la cultura d'impresa e la cultura del territorio, della società di cui l'impresa è espressione. Secondo, responsabilità sociale di impresa. Oggi va di moda, ne parlano tutti. Qualcuno, come Marinotti, l'aveva capito. Io ho visto la fabbrica alta di Schio, sono stato a visitare gli stabilimenti di Valdagno. Sono entrato, mi pareva di entrare in un museo meraviglioso con tutto l'arredo antico, le stanze grandi, il Liberty all'ingresso, c'è ancora il vecchio orologio che timbrava i cartellini. Allora, la responsabilità sociale di impresa significa che chi nella vita è fortunato deve restituire. Punto. Tutto qua. Significa che nell'impresa ricevi e dai. E dando fai l'interesse dell'impresa, perché fidelizzi le persone che dicono l'impresa è anche mia. Anche a prescindere dalla Mitbestimmung tedesca e quindi dalla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, che è un principio giuridico in Germania, a prescindere da questo non conta molto sedere nel consiglio di amministrazione. Ciò che conta è sentirsi partecipi di una comune avventura dove ciascuno si sente rispettato e apprezzato e ha modo di esprimere i propri talenti. E oggi non c'è un vero imprenditore che non dica li vedo subito i bravi, li faccio crescere, è giusto, e faccio il bene dell'impresa. Allora, recuperare il rapporto fra l'impresa e il territorio, recuperare la cultura dentro l'impresa. Che un'impresa pubblichi un libro non è banale, è esattamente in concreto applicare questo principio. Un'impresa è un luogo dove si fa cultura, anche ripensando la storia dei luoghi, evidenziando il genius loci, parlando di persone che hanno dato qualcosa che ti serve di elemento di riflessione. Non voglio allargare il discorso, ma mi piacerebbe dire che questo credo che porti a riflettere sul concetto di identità. Una volta una mia giovane collega di fisica mi ha spiegato, ha provato a spiegarmi, come funziona il rapporto fra i pianeti e mi ha spiegato che l'interazione delle forze fra i pianeti cambia la massa dei pianeti, dicendomi un pianeta non rimane se stesso quando interagisce con altri pianeti. E mi ha detto, così capita per le persone. Mi è rimasta impressa questa frase, avevo 20 anni, forse mi piaceva anche la ragazza, magari questo mi aiuta a ricordarlo di più, ma l'idea che l'interazione fra le persone incide sulle identità, che tu sei anche le tue relazioni, sei ciò che costruisci con gli altri nei rapporti sociali e nei rapporti territoriali comunitari, mi è parsa una evidente verità. E quindi un territorio è l'insieme di queste cose, delle interrelazioni fra la cultura di impresa, fra i luoghi di trasmissione del sapere, fra le scuole e tutto il resto. Ecco perché io mi sono permesso di dire a molti imprenditori: aprite le porte delle vostre aziende, fate venire i ragazzi a visitare le aziende. Io ho avuto l'onore di essere per molti anni consigliere di amministrazione del gruppo Zoppas e ho detto a Franco Zoppas: porta i ragazzi a visitare queste aziende perché non sanno che qui siete leader al mondo di resistenze elettriche, che fate i fogli sottili per i Boeing che rivestono, fanno resistenze che mettono nei missili, nei satelliti. Ho detto, dovete portare quei ragazzi perché l'impresa è un fenomeno sociale e un ragazzo deve essere orgoglioso che suo padre si alzi presto e vada lì al mattino e dica: non immaginavo che mio padre partecipasse a questa grande avventura. Allora, c'è il tema del rapporto fra la formazione e il mondo dell'impresa. C'è il tema del rapporto fra l'impresa e la cultura del territorio, che significa anche questo, significa anche accoglienza, significa dialogo con le scuole, e poi c'è il più vasto tema della identità territoriale. Cioè un'impresa è aiutata
o penalizzata dal modo in cui si governa il territorio circostante. E quindi è un grande problema anche quello di creare le condizioni favorevoli perché ci sia la concentrazione di servizi, ci siano le condizioni ideali perché un'impresa abbia ossigeno intorno a sé, formazione delle persone, residenza, afflusso di persone che abitano volentieri in un luogo dove si sentono realizzate. E questo esempio, a mio parere, è per Vittorio Veneto un monito. Perché? L'asse del Meschio era il grande elettrodotto della città e non a caso lungo l'asse del Meschio si è formato il tessuto produttivo del paese. Consentitemi un piccolo vezzo d'orgoglio, ma io e l'architetto Wanda Antoniazzi, lei è molto più giovane di me, ma ci conoscevamo anche nel 1990 e noi due abbiamo disegnato la pista ciclabile lungo il Meschio con un sogno che arrivasse alla confluenza del Meschio nell'Ivenza a Oderzo. E abbiamo detto, basta mettere d'accordo 3 comuni e realizziamo la prima pista ciclabile senza attraversamenti stradali che ti fa percorrere 30 km storia della diocesi fino a Oderzo. Noi l'abbiamo disegnata. Ci hanno detto, con tutto il verde che c'è, che senso ha? E noi abbiamo detto, ha senso. È un'altra cosa. Tra l'altro è come sfogliare un'enciclopedia. Tu cammini e leggi la storia di Vittorio Veneto. Leggi la Sade in Fadalto, il centro storico e le spade di Serravalle e giù, leggi tutta la storia dell'industria, fino alle filande. Leggi la città, campagna e tessuto costruito. Allora, lungo questo asse siamo pieni di cadaveri. Questo, per fortuna, dimostra a tutti che se si vuole si può. Ma pensate ai cadaveri, l'anificio Policarpo, pensate all'Italcementi, la Carnielli, la cartiera Galvani e avanti, e poi se ci allarghiamo un po' arriviamo alla Mafia, arriviamo alla Consolata, arriviamo agli edifici militari, arriviamo all'aeroporto, arriviamo alle caserme. Siamo pieni di cadaveri. E qui noi vediamo che invece non dipende dalle cose, dipende da noi. Cioè quello che sembra ai ciechi un cadavere, a chi ha visione, appare in modo completamente diverso. E qui gli architetti bravi come Mario, come Zanon, come tanti altri a Vittorio Veneto, avrebbero, sono sicuro, delle idee per dare vita a queste strutture. Allora, per farla breve, Marinotti è stato un innovatore, come uomo di impresa, ma per la cultura di impresa e per la responsabilità sociale di impresa. Ed è come se dicesse, e voi cosa fate? E voi cosa fate? Che io l'ho fatto. Voi, oltre a celebrare quello che io ho fatto, cosa pensate di fare? È giusta la sfida di Mario Dre. Mario Dre dice, non crogioliamoci sui bravi che abbiamo conosciuto, domandiamoci, proviamo a fare la nostra parte? Allora, io penso che la vostra testimonianza abbia un forte valore. Perché dico da Marinotti a Posocco? Perché in qualche modo c'è chi ci sta riprovando, ha rischiato in proprio, ha provato e dice combatto la mia battaglia anche in tempi difficili e do un segno. Ecco, leggiamo i segni del tempo contemporaneo. È possibile che una città che ha una grande tradizione industriale storica, eravamo la seconda città più industrializzata della provincia di Treviso, non a caso si è formata una classe operaia, non c'è stato il fenomeno del metal mezzadro, ma c'è stato il fenomeno dell'operaio, della piccola borghesia, non a caso c'era il secondo liceo della provincia di Treviso e c'è una tradizione di grande cultura. Fa parte della nostra storia. Allora, in tutto questo la domanda è, e domani? Siamo la città più vecchia del Veneto per età media, perdiamo popolazione di continuo. Tutti dicono vivo in una bella città e non cambierei. Allora, c'è qualche incongruenza in tutto questo? Come può essere?
Dobbiamo spiegare queste incongruenze e trasformarle in scelte e in fattori di efficienza. Gli ingredienti ci sono, bisogna poi saper amalgamarli e costruire una strategia, un progetto, una visione. Io sono molto confortato dall'aver visto chi questa visione l'ha già avuta e l'ha già tradotta in pratica e spero tanto che insieme si possa fare ancora di più. Grazie. Grazie Avvocato, adesso siamo proprio alla fine. A me resta il compito di ringraziare voi, gli ospiti e soprattutto i relatori, ancora di più perché hanno anche quasi rispettato i tempi e quindi sono stati bravissimi anche da questo punto di vista. So che ABS avrebbe voluto offrire un rinfresco a tutti voi, ma purtroppo le norme anti-Covid ci impediscono di farlo, quindi posso solo dirvi che chi vuole può vedere il libro appoggiato lì e comunque può prenotarlo ovviamente perché non è ancora disponibile nelle copie perché è proprio credo di ieri o di oggi addirittura la stampa e quindi non è ancora disponibile in tutte le copie previste, però appunto potete prenotarlo e poi mi pare che chi vuole può anche fare un giro per vedere velocemente un po' come è stato compiuto questo il recupero di quello che era lo stabilimento appunto della Snia Viscosa di Marinotti, che vedete anche in alcune foto qui dietro, ecco le vedete lì come si presentava negli anni 50 e 60. Questa è addirittura una foto storica, credo nel primo anniversario della morte di Marinotti, il convegno che si tenne e come vedete in primo piano c'era quello che poi è diventato Papa Giovanni Paolo I. Questo per dire a proposito di Genius Loci quanto importante è stato questo luogo qua. Ecco, lo vedrete poi appunto come è stato recuperato mantenendo lo spirito del tempo, almeno così a me pare. Grazie ancora e buona giornata a tutti quanti naturalmente.